L'export veneto verso gli Stati Uniti ha raggiunto nel 2024 un valore di 7,3 miliardi di euro, con un incremento del 30% rispetto al 2019. Ma ora l'annuncio dei dazi universali del 20% sugli scambi commerciali da parte del presidente USA Donald Trump fa temere un nuovo cigno nero per l'economia mondiale, secondo il governatore Luca Zaia. Il 2 aprile rischia di passare la storia non come il giorno della liberazione, ha dichiarato Zaia, dopo pandemie e guerre, i dazi sarebbero il terzo colpo in pochi anni. Serve un'azione diplomatica immediata. L'Italia ha un rapporto privilegiato con gli Stati Uniti e deve farlo valere. Alcuni dati: il valore export totale è di 7 miliardi 262 milioni e rotti di euro. I principali settori sono la meccanica con 1,65 miliardi, 1,2 miliardi per le forniture mediche o occhialeria, 927 milioni l'agroalimentare, è stato più del 15,9% rispetto al 2023, e la moda che è in calo da 696 a 549 milioni. L'export 2024 in calo del 3,8% rispetto all'anno precedente, crisi moda e metallurgia. Le province in evidenza sono Vicenza con 2,2 miliardi, con un meno 4,7%, Treviso 1,34 miliardi con un più 5,1%, Verona che in crescita grazie al vino un più 6,2%, nel 2023 il valore era di 592 milioni. Il vino resta un asset cruciale, una bottiglia su 5 esportata nel mondo viene acquistata negli USA. Zaia lancia l'allarme: non possiamo permetterci di perdere quanto costruito, le nostre aziende hanno investito idee, lavoro e capitale, serve una risposta forte ora. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, da lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro. Il consigliere Montanariello Partito Democratico porta l'attenzione sugli assegni di cura non ancora erogati. Al di là delle sterili polemiche, il consigliere ribadisce che l'atteggiamento dell'amministrazione nei confronti delle reali problematiche cittadine è a dir poco allarmante. Problematica che resta nel silenzio ma che attende risposte urgenti. Questa misura, non arrivando a destinazione, lascia tante famiglie in difficoltà. La città cerca risposte per l'emergenza abitativa, per il caos che deriva dalle nuove norme sugli ambiti territoriali, per le difficoltà economiche che alcune famiglie vivono, senza contare le rette alla casa di riposo e il centro cottura, per il quale Montanariello afferma si siano perse le speranze nonostante le promesse. L'amministrazione, sindaco e assessori, sabato ha indetto conferenze stampa per elogiare il lavoro che si sta facendo con le associazioni, ma questo è un altro lato della medaglia di cui non si parla, una realtà che l'amministrazione sembra non affrontare in ambito sociale. Secondo il consigliere, l'assegno di cura che non arriva è solo l'ennesimo esempio di come l'amministrazione stia dando priorità a tutto, tranne che ai bisogni reali dei cittadini. Il consigliere chiede che su questa mancanza venga sollecitato il Consiglio Comunale in modo da dare risposte alla cittadinanza. L'assessore, conclude Montanariello, non ha mai spiegato alla comunità quali politiche stiano veramente mettendo in campo in un contesto storico così difficile. È il momento di agire per il bene della nostra città e dei suoi cittadini. All'American Followers Food nel lungomare Adriatico di Sottomarina sabato 5 aprile sarà serata karaoke e musica by Diego. Menù libero sabato 5 aprile, American Followers Food, lungomare Adriatico 76, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Per info e prenotazioni 351 914 0425. American Followers Food, sabato 5 aprile, menù libero. Il Consiglio Comunale ha indicato all'amministratore unico di SST che SST doveva uscire dalla società Chioggia Ortomercato del Veneto e questo, via piano, amministratore unico di SST, ha comunicato durante l'ultima assemblea dei soci di Chioggia Ortomercato. Gli altri soci hanno chiesto che tale comunicazione debba essere formalizzata per capire in che modo SST voglia uscire dalla società. Vuol vendere le proprie quote? Vuol recedere da socio? Vuole agire in altra maniera?
A seconda dell'operazione che SST vuol portare a termine per uscire dalla società ci sono procedure adeguate, ricorda l'amministratore unico di Chioggia Ortomercato Giuseppe Boscolopalo. Se SST volesse vendere le proprie quote ci potrebbe essere un interessamento dei soci privati che potrebbero esercitare, come no, il diritto di prelazione per l'acquisto delle stesse. Nel caso invece si tratti di un recesso si deve capire se ciò sia fattibile e deve essere valutato con i consulenti. Che le intenzioni di SST mirino in una direzione o nell'altra è interesse primario dei soci Sico e Capo capire le intenzioni del sindaco, socio unico di SST, se intenda mantener fede alle dichiarazioni fatte in sala di consiglio e pubblicare un bando per affidare a privati la gestione orticola del compendio, ciò anche per dar modo ai soci di capire come doversi muovere. Il sindaco era stato invitato all'assemblea proprio per dipanare i dubbi dei soci, ma non si è presentato, come non ha dato riscontro alle numerose richieste di incontro fatte sempre sullo stesso tema. Palo ricorda che le minoranze avevano richiesto la convocazione di commissioni in cui potessero essere presenti anche le organizzazioni agricole, con tema il futuro del mercato orticolo di Brondolo e le agromafie. Commissioni mai convocate, ricorda, come se tali temi non siano di interesse di questa amministrazione. È stata richiesta sempre dalle minoranze una commissione per conoscere la situazione di Chioggia Ortomercato del Veneto, rammenta Palo, e a questo punto sarebbe utile convocarla, soprattutto per capire la posizione delle forze politiche della maggioranza, tra le cui fila qualcuno si era speso per la pubblicazione almeno del bando. Protecta, scelta sempre da più famiglie e imprese per proteggere la propria casa e la propria attività dai furti e per vivere con maggior serenità. Tecnologie avanzate, monitoraggio professionale ed esperti pronti a intervenire in qualsiasi momento. Solo 60 secondi dalla verifica dell'intrusione all'invio delle forze dell'ordine. Contatta Protecta per un consulto adatto alle tue esigenze. 800 778 779. Affidati a Protecta, sempre al tuo fianco. Tra gli interventi a livello regionale che saranno portati avanti nel programma triennale dei lavori pubblici, in cui è stato dato ampio spazio alle opere di contrasto al dissesto idrogeologico, non è considerato l'intervento per la messa in sicurezza della comunità che vive la confluenza tra Gorzone, Brenta e Bacchiglione in Punta Gorzone, intervento che è stato rimandato di almeno un anno, fa notare la consigliera regionale Erika Baldin. Lo stanziamento viene infatti previsto per il 2027 ed è inoltre drasticamente ridotto, stanzia una quota insufficiente. Per l'area sud del Veneto la consigliera ha quindi presentato un ordine del giorno e un emendamento chiedendo progetti organici. Se il progetto iniziale dell'ex magistrato alle acque contemplava investimenti per 3 milioni di euro, ora la riserva di cassa accantonata vale poco più di un decimo di tale cifra, ovvero 350.000 euro. Una decisione inaccettabile, afferma, soprattutto per le persone residenti che ogni volta subiscono le conseguenze delle grandi calamità meteorologiche. La Baldin invita la Giunta ad attivarsi per progettare un piano organico del rischio di alluvioni nella zona meridionale della laguna, che comprende anche Punta Gorzone, nonché ad individuare fin d'ora i canali di finanziamento per completarne la risistemazione idraulica. L'emendamento chiede che la quota assegnata per l'intervento a Punta Gorzone venga portata almeno ad 1 milione di euro. I rattoppi a spot non sono sufficienti, afferma, ma serve un piano contro gli esiti delle pesanti avversità atmosferiche sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc. Telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED. Un urban superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36. Come tutti ricordiamo, la settimana scorsa si è verificato quell'incidente spettacolare nel senso che volare per 7 metri e poi essere salvati dalle persone che erano lì presenti è stato un evento spettacolare, non c'è nessuna accezione negativa su questo. L'incidente è avvenuto appunto con l'auto che precipitava fuori dal guardrail ed è andata appunto capovolgendosi sul canale della fossetta tra i due ponti.
Questa mattina c'è una squadra di operai che è sul lavoro sul posto, al momento stanno semplicemente rimuovendo il vecchio guardrail danneggiato. Si confida che venga installata al più presto una nuova protezione.